Speriamo che serva qualcosa. Sì, ho visto che un po' in questo posto sì, forse un po' questo vestito eccessivo. Non so. Però c'è un po' più Che papillon ti sei messo, veramente? Io ti porto in giro e tu ti vai a comprare un papillon del genere. Sì, certo. Sì, figurati. Certo. Vuoi che una donna non si vesta bene? Sì. Mamma mia. Ma che sta facendo quella?
nessuno fiatò più. Si sarebbe sentita volare una mosca. Tutti quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano come tante foglie. Tronchi di legno, privi d'aria, posti dentro polverosi bauli, senza avere la minima idea di cosa rappresentino realmente. Burattine e marionette che dovrebbero divertirsi, spezzare la tensione drammatica della messa in scena. Il diavolo, la morte, lo stremo, figure tanto negative e grottesche da diventare comiche per esorcizzare il male. Ma siamo davvero sicuri che non abbiano un'anima, che non siano effettivamente reali, che non possano materializzarsi tra di noi, schiavi di fili impercettibili, pesanti catene. No, non voglio più obbedire a regole d'obbligo della falsa morale. Preferisco sentirmi libero all'inferno che schiavo in paradiso, padrone di niente, servo di nessuno. Preferisco essere un uomo solo, vero ed incompreso, che uno dei tanti burattini umani. Quel caldo afoso che segue i temporali. Ed era proprio grazie al temporale del giorno prima che ero ancora viva, ma sinceramente avrei preferito non esserlo. Mi trascinavano con violenza lungo la ghiaia e io li lasciavo fare. Ero come un peso morto, come se fossi già il mio cadavere. Sapevo che opporre resistenza non sarebbe servito a niente. Ci sarei giunta lo stesso dove mi portavano e se così doveva essere, volevo fare il meno fatica possibile e farne fare il più possibile a loro. Lei, dietro di me, urlava, piangeva, scalciava. Ancora ci provava a scampare a quel destino, ma io no. Per il sangue nobile che mi scorreva nelle vene mi ero imposta un atteggiamento per quanto possibile dignitoso. Ero senza forza. Sul mio corpo gli orrendi segni dello sporco, dell'abbandono, delle torture. Non sentivo più le mie ossa. Troppe volte frantumate. Ma non avevo ceduto a quell'immenso e insopportabile dolore. Non avrei mai potuto confessare qualcosa che non era vero per subire comunque la stessa sorte. Non avrei concesso a quegli umani crudeli una simile soddisfazione. Appesa
appesa al palo della strappata uno degli inquisitori mi aveva detto: confessa o brucerai! E io avevo raccolto tutte le mie energie e il mio coraggio per rispondergli sprezzante: Se confesso, vi narrò ugualmente. Credete che non sappia che il mio destino è già scritto, qualunque sia l'esito delle mie torture. Di fronte alla verità, come di fronte al vostro Dio, io sono la più innocente di tutti. E non confesserò il falso! Senza neanche darmi il tempo di rendermene conto, tirarono un'altra volta la corda. E il dolore spraziava le mie ossa rotte spostate un'ennesima volta, mentre le loro urla giungevano fastidiose alle mie orecchie, aprendosi un varco fra le mie. Ma bestemmiato! Ha rinnegato nostro Signore! E quanto basta che questa serva del demonio bruci all'inferno dalla quale proviene! L'attore intanto mi risistemava le ossa delle spalle e dopo, in preda alle convulsioni, mi gettata in una cella dove giacevo sola. Lei aveva confessato le sue non colpe giorni prima, pur di non sopportare più tutte quelle pene. Cercavo di scacciare quelle immagini dalla mia mente una volta arrivate nella piazza, mentre ci facevano arrampicare verso quei pali attorniati da rami secchi. Paglia! La voce cantilenante e monotona dell'oratore arrivava Di luglio 1520, anni dopo la venuta di Gesù Cristo nostro Signore, si preparano queste donne con l'accusa di stregoneria ed eresia. E queste serve del demonio brucino affinché le loro anime vengano purificate e accolte nel regno dei cieli da Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Il fuoco era già stato appiccato. Il caldo avanzava e provocava la più grande delle sofferenze. Ma io cominciai a cantare. Tra lo schiamazzo nessuno mi avrebbe udito. Cantavo quella ninna nanna che per anni mi aveva rassicurato. Il fuoco divampò. E così Satana verrà sconfitto. Quell'insopportabile bruciore invase la mia pelle e le urla uscirono spontanee dalle nostre bocche. Urla disperate che squarciavano l'aria e facevano rabbrividire le rocce. Dai miei occhi uscivano lacrime che subito evaporavano. Non capivo più da che parte provenisse il dolore. Credevo di essere lì da ore, ma erano solo pochi secondi. Il fumo mi soffocava, si insinuava nei polmoni, mi impediva il respiro. Poi incrociai lo sguardo di colei che bruciava davanti a me, ma il suo corpo era ormai irriconoscibile. Non capii mai se fosse più forte il dolore della morsa che mi stringeva il cuore, o il calore delle fiamme, o i polmoni in procinto di scoppiare. La vista della mia bellezza che si logorava, la felicità che mi veniva strappata. Fui riscossa da un attacco di tosse convulsa. Non respiravo più da molti secondi. Poi fu il buio. Confusa e spaventata si aggirava per il bosco. Aveva appena ripreso conoscenza. Era ricoperta di sangue. Cos'era successo? Che cosa aveva fatto? Nulla aveva senso in quel momento. Sperava solo di risvegliarsi dal peggiore dei suoi incubi.
E quando ogni speranza sembrava svanita, pensò che l'unico modo per sconfiggere le ombre è accendere la luce. Ne aveva sempre avuto il terrore. Avvenimenti passati le avevano fatto capire che ciascuno di noi nasconde una parte oscura e malvagia che non deve mai essere Le si leggeva negli occhi un'immensa paura. D'altronde aveva sempre saputo che prima o poi la sua ombra si sarebbe scatenata in un modo tanto atroce e violento da farle vivere l'inferno. Non perdono mai, sono invincibili e la fiamma di una candela non è sufficiente a sconfiggere l'oscurità di un'anima colpevole. Non poteva dimenticare quello che aveva fatto. Tutte quelle donne, sole, indifese, innocenti, erano morte per mano sua.
In quel momento, un attimo che le durò un'eternità, capì che le sue mani erano ricoperte del suo stesso sangue. Le restava una sola donna da giustiziare, se stessa. Così, sferrato il corpo mortale, la sua lotta finì in una pozza di viscido sangue nero.
Nanna, sei proprio tu! Ma non dovresti essere... Nanna, mi manchi tantissimo! Le tue carezze prima di addormentarmi, le tue storie! Nanna, oggi non ho venduto niente! Non posso tornare a casa! Mi vecchieranno! Mi vecchieranno, ti prego! Nanna, portami via con te! Portami via con te! Buio! Freddo! 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 Buio! Penso che tutto questo non debba più accadere. Li guardo tutti i giorni da quassù e mi piacciono. Sono belli, intelligenti, scaldi, capaci. Sono la cosa più simile che sia stata creata a nostra immagine. Ma non possono farcela se ce lo teniamo tutto per noi. O moriranno. Per questo ho deciso. No! Buio! Freddo! Buio! Freddo! Buio! Buio! Li guardo tutti i giorni da quassù. Soffrono, lottano, muoiono, ma combattono sempre. Fermati corpo, fermati. La notte quieta mi inganna. Il dolore è sempre più atroce. Cresce, ricresce ogni notte. Se solo si fermasse una volta e mi lasciasse morire. Invece ricresce. La carne si ricompone, le ferite si rimarginano. Fermati corpo, fermati. Li guardo tutti i giorni da quassù. E se potessi tornare indietro... Li guardo tutti i giorni da quassù, ma combattono sempre, combattono per la loro sofferenza e per una vita che comunque li sfuggirà sempre dalle dita. Sarebbero capaci di cose meravigliose se solo non glielo permettessimo. Per questo ho deciso! No! Ho deciso e non tornerò indietro. Avranno il mio dono e sopravviveranno, così che potranno costruire un impero senza fine e dimostrare il loro valore e conquistare il loro mondo. Ebbene, sì. E sebbene non avranno più il timore, o peggio il bisogno di noi, tanto è più giusto che possono far vedere quanto valgono. Ma loro sono mortali, noi no. Mi chiamano il preveggente, perché io vedo e so cosa sarà. Freddo! Buio! Freddo! Buio! Buio! Freddo! Buio! Freddo! Buio! Freddo! Buio! Penso che tutto questo non debba più accadere. La sofferenza, la morte che inesorabilmente viene, se li porta via con sé, finché non ne rimarrà più nemmeno uno. Sì, per questo ho deciso! Ti prego, non farlo! Qualcosa, qualcuno vuole fermarmi. Sono gli ordini degli dèi, sono
sotto gli ordini di Zeus. Ma non è la sua voce quella che mi sussurra di un destino atroce se disobbedisco alle leggi degli dei. No, fermati, Colli, fermati. Il destino parla chiaro, per te e per loro. Nell'altro. L'ennesima sofferenza. No, basta! Esiste un limite alla sofferenza che un Dio deve patire per aver troppo amato i mortali. No, basta. No. Ti prego, no. Non di nuovo. E di nuovo, di nuovo. No! No! La soluzione non avrà più fine. Dio. Sì, ma posso ancora evitarlo. Devo condannarmi in eterno dolore se posso salvarmi. Non ascoltare. La giustizia. Non parli te, non parli. Tutti i giorni da lassù. Adesso tornare indietro. No! Pietà, no! Freddo! Buio! 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 Non avere paura. Verrà fatta giustizia. E se Zeus non sarà giusto, sì, lo sarò io. Per questo ho deciso. Fallo! Andate voi! Andate! Ordino che sia fatta giustizia agli uomini! Ascoltatemi, umani! Io che vedo la sorte vi dico che finirà questa lotta contro la sofferenza e la morte e vi scalderete e vi illuminerete e vi sfamerete senza dolori e senza affanni! E vi scalderete, e vi illuminerete, e vi sfamerete! Col fuoco degli dei di Prometeo io vi ridò la vita! Oltraggia ora, saccheggia le leggi degli dei, i mortali ti allineano le pietre. Le potenze celesti hanno mentito chiamandoti Prometeo, il preveggente, perché hai bisogno tu di chi preveda come uscire da questi nodi esperti. Ti inchiederò conceppi inestricabili a questa rupe a cui ignoto è l'uomo. Né udrai la voce né l'aspetto di un mortale, ma immobile sarai alla fiamma del sole balenante e il fiore del tuo corpo muterà. I rapaci strapperanno le tue vesti, lacereranno le tue carni, si nutriranno dei tuoi organi e la luna li rigenererà. Poi il sole ancora spargerà rugiada all'aurora e ti consumerà la pena onnipresente. O Dio, che non ti pieghi all'ira degli dei, hai onorato gli uomini come dei contro la legge. E ora veglierai la triste roccia, dritto e insonne, senza inginocchiarti, e leverai al cielo grida per l'angoscia e lamenti senza ascolto. Il cielo
guardo tutti i giorni da quassù e combattono sempre. Fuoco! Questo è il mio dono per voi. Giustizia! Questo è il mio sacrificio per la salvezza dell'uomo che si leverà al fianco degli dèi. Li guardo tutti i giorni da quassù. E se potessi tornare indietro, li salverei ancora. Vita o morte? Quale sarà il prossimo verdetto del fuoco?